Uno dice: meno male che c'erano dei soldini, perché mio marito aveva il portafoglio con dei soldi e forse ci siamo salvati che hanno portato via 'sti soldi, quindi non sono venuti in cucina a farci del male. E basta. Altro non si può dire. Un trauma, però ragazzi, fate qualcosa. Si spezza la voce a Ivanna Borsato, 77 anni, raccontando del rischio corso in casa sua in via Rimini a Mogliano. Dopo cena, mentre col marito Luigi Cipriano, consulente di infortunistica stradale, guardava la televisione in cucina, i ladri mettevano a soqquadro le stanze al piano di sopra in cerca di soldi e preziosi. E notato dalle scale il giubbotto del marito su una poltrona, sono scesi in salotto a prenderlo, trovandoci dentro il portafoglio. I padroni di casa hanno così rischiato di ritrovarseli di fronte. Del furto si sono accorti quando, nel tentativo di inserire l'allarme prima di andare a dormire, Luigi è salito al primo piano dove il sensore segnalava una finestra spalancata. E mi fa: ma l'hai lasciata aperta? No, andiamo di sopra e abbiamo trovato il disastro. Disastro per me è stata una roba scioccante. La coppia ha subito allertato i carabinieri. I malviventi, che hanno fatto in tempo a colpire anche dalla vicina 88enne, hanno forzato l'oscuro, praticato un foro nella finestra e una volta all'interno hanno rovistato ovunque, lasciando nelle vittime del furto una profonda inquietudine. Come ha trascorso la notte, signora Ivana? No, guarda, avrò dormito forse per sfinimento 2 ore, non dico di no. Però mi sembrava di avere gli uomini in camera, non so quanti eri, 1, 3, 8, non lo so, non lo so. È stata veramente dura, ragazzi. E sono già venuti a rubare qua, però non eravamo in casa. Allora il trauma è diverso, così lo vivi proprio sulla pelle. Oltre ai contanti, i ladri se ne sono andati con alcuni preziosi, un collier di perle di Ivanna, uno d'oro della figlia, ma per lo più si tratta di monili del valore principalmente affettivo. Mio marito è cavaliere della Repubblica e porta via anche la medaglia. Ivana ci ha tenuto a raccontare quello che è successo a lei e al marito perché dice bisogna bloccare questa drammatica escalation di furti nelle abitazioni. E io sono stata fortunata perché hanno trovato dei soldi sul giubbotto di mio marito, se no sarebbero venuti giù a magari a far cosa? A bastonarne. A 77 ragazzi, non ne ho 25. Non mi sento vecchia, però neanche giusto prendersi con queste persone anziane che sono in casa e basta.